E ciao ed eccoci qui per questo nuovo vlogmas. Non mi ero portata dietro la macchinetta, la fotocamera, perché non sapevo se trovavo anche quello che cercavo. Insomma, mi volevo prendere 2 o 3 giorni di pausa prima di arrivare all'ultima settimana, agli ultimi giorni vicino a Natale. Però ho fatto delle spesucce interessanti, ho anche trovato i baci oro, per cui volevo farvi vedere queste spesucce. Qui sotto c'ho sacchetti di Tigo, no, acqua e sapone, il sacchetto dove ho preso i baci oro, poi di qua c'ho mercato agricolo e un'altra borsa super pesante di mercato agricolo. Allora, inizio da cosa inizio? Inizio da acqua e sapone, vi faccio vedere le cosucce che ho preso da acqua e sapone. Allora, ho preso 2 di questi profumatori d'auto. Di solito prendevo quello della Yankee Candle, però l'ultima volta che sono andata a prendere le candele, circa una ventina di giorni fa, non ne avevano più, per cui io non glieli ho chiesti se gli arrivavano ancora, ma non ne avevano proprio più. E mi scoccia andare in questo negozio a vedere se c'hanno solo le ricariche, i profumatori per auto, per il fatto che vendono anche come si dice, ho perso le parole, i pentole per la casa. Il negozio si chiama Casa Insieme e c'ha pentole, c'ha candele Yankee Candle, ma io attualmente le candele sono a posto, per cui dico, potrei pensare, vado, prendo una candela, se trovo il profumo bene, se no no, però di candele sono a posto e in questo momento proprio non ho posto da prenderne in più. Allora ho preso questi profumatori. Allora, questo qui dell'Arpur agli agrumi, citrus agrumi, ne ho presi 2. Poi ne ho preso uno solo, questo qui con la coccinella, profumo violetta, e questo qui vorrei subito metterlo in auto. E altri 2 invece sono, se li trovo, eccoli qui, altri 2 invece fatti in questa maniera. Non li ho mai presi, non so, non ho più pallida idea di che profumazione siano. C'è scritto, cioè c'era la possibilità di grattare, ma con la mascherina e tutto ho evitato. E il profumo è Exotic e ne ho presi 2 anche di questi. Poi ho preso un deodorante, questo qui della Sauber, che è quello che mi piace di più, uno scacciamosche. Va bene che per il periodo non ci sono molte mosche. Beh, questa mattina ho da questa parte i capelli che non so cosa sia successo questa notte. E ho preso il Ride, però quello lì ha l'aroma di eucalipto. Ancora una ventina di giorni fa sarà, più o meno, l'ho provato, che ne avevo già preso uno e mi piace di più del classico, per cui ho deciso di riprenderlo. Proprio lascia nella stanza non quel classico profumo da Ride, però questo sentore di eucalipto che è molto molto meglio del classico, secondo me. Poi ho ripreso le ricariche, queste qui del spazzolino elettrico. Queste sono proprio quelle che cercavo. L'unico problema è che è una confezione da 4. Di solito io prendo le confezioni da 2, anche perché lo cambio di regola ogni 3 mesi, dipende quando le setole iniziano a sbiancarsi. E diciamo che con questo acquisto sono a posto per un pezzo. Non mi aspettavo di trovarli di questa quantità, perché le altre forme di spazzolini di ricariche erano sempre da 2 e questo era l'unico pacco che ne aveva 4, però era anche quello che cercavo, per cui l'ho preso. Poi un ammorbidente Tesori d'Oriente della Maman come profumazione,
per 1 € l'igiene qui, sono arrivata alla cassa, mi ha detto se vuoi per 1 € ti do questo igienizzante mani da borsetta. Allora gli ho detto sì dai, per 1 €. Poi in questo periodo l'igienizzante mani non è mai troppo. E per finire, sempre per regalo, mi ha dato questa maschera nutriente per capelli secchi e colorati, per cui io dovrei metterla solo nelle punte perché nelle punte, se non metto il balsamo la sera, me li sento più secchi. E del marchio Battaglia Professionale, anche questo qui, forse c'è un capello, anche questa qui è stato un regalo perché ho superato le 40 € di spesa. Ebbene sì, per questi 4 prodotti che vi ho fatto vedere, se trovo lo scontrino che ce l'ho qui, ho speso 41 € per tutte queste cose che vi ho fatto vedere, a parte la crema che era in omaggio, però il resto mi è costato 41 €. Allora, poi nel negozietto Bergi che ho speso 20 € e dove ho trovato finalmente i baci Perugina Limited Edition Gold Caramel. Allora, non vedo l'ora di assaggiarli, dovrebbero essere messi in questa confezione qui, dovrebbero essere veramente buoni. Non so voi se siate riusciti a recuperarli, io sono riuscita a recuperarli solo in questo negozietto, che è un negozietto che vende solo prodotti dolci. Poi ho preso un piccolo pandoro, piccolino, una confezione di questo tè Regina di Fiori Bio. Ho preso il Carcardè, dentro ci sono 15 filtri, per cui ho deciso di provare anche questo tè, che è diverso dalle solite marche che si trovano al supermercato. Poi ho preso una confezione di Golia Active Plus, un'altra confezione di Morositas, una confezione piccola, vedete che non ce n'è molta dentro, di farina di nocciole. Se mi viene l'idea di provare a fare qualcosa ci aggiungo la farina di nocciole. Ho guardato se c'era quella di mandorle, perché di solito quella di mandorle ha più gusto buono, mi sembra, nei dolci, però non c'era, allora ho preso questa di nocciole. Per finire ho preso i fiori d'arancio aroma naturale. Questo qui è l'aroma che avevo usato per fare i struffoli e a me piace, è una polverina, non è liquido, ci sono dentro 2 bustine e l'ho ripreso. C'era anche l'aroma al bergamotto, ma non mi sono fidata, ho preferito riprendere quello che ho già provato. Per quanto riguarda mercato agricolo, allora iniziamo con il sacchettino della carne di coniglio. Ho preso macinato per fare un ragù, poi ho preso allora altre 2 cosucce, delle fettine bistecca di coscia di coniglio. Non so come riescano, come si dice, come fanno a farle queste bistecche, però ho visto questa confezione per cui ho deciso di prenderla. E per finire mi ha detto mangiano durante le feste. Allora ho preso un salamino di carne di coniglio. Dovrebbe, guardo qui nelle indicazioni, sì, c'è scritto il 70% di carne di coniglio e il 30% di pancetta. Questo sarebbe il salamino, per cui adesso in questo periodo di feste, oppure anche senza feste, perché quest'anno è quello che è, di mangiare il salamino al coniglio. Nell'altra borsa, che non ve la alzo più perché è quella di stoffa, allora ho preso qui dentro, forse così vado male anche a farveli vedere, o forse li vedete lo stesso, il radicchio tardivo. Poi ho preso, se riesco a recuperare, allora ho preso cavolfiore e
rape, bietola, queste qui rosse così. Il cavolfiore l'ho preso giallo di nuovo, come ce l'avevano giallo, viola e bianco, il classico bianco. Io l'ho ripreso giallo perché mi ispira di più. In questo pezzo enorme ci ho preso un pezzo di formaggio di latteria, loro lo chiamano latteria, ma comunque è fatta in un'azienda agricola. Altri due sacchetti. Allora, in questo sacchetto così ci sono dentro 2 kg di patate normali e 2 cipolle di quelle rosse. Spero di riuscire a farvelo vedere in piedi, perché mi sono messa così vi parlo direttamente. Però forse con questi sacchetti vado meglio quando vi mostro il prodotto senza voler essere presente anch'io del video. Comunque questo è l'altro sacchetto. E per finire c'è l'ultimo sacchetto che ho preso una zucca di queste qui tonde, che sono quelle che mi piacciono di più. Ok, ci vediamo nelle prossime clip per questo vlogmas. Io qui ho finito, vi ho fatto vedere quello che ho preso. A proposito, sarebbe da assaggiare uno di questi cioccolatini, così già mi faccio un'idea se è buono oppure no. Però il problema è che devo aprire la confezione. Ce l'ho fatta ad aprire la confezione, sono confezionati così e questi sarebbero i baci oro. Come confezione c'era solo questa, non ce n'erano di più piccole o cosa. Ne assaggiamo uno. Beh, l'incarto è sempre il solito, però vedendoli così mi sembrano che non siano di quelli grandi, ma di quelli in taglia più piccola. Questo qui, beh, c'è il solito bigliettino qui della frase. Se la giro giusta forse vi dico cosa c'è scritto. Allora, qui c'è scritto: l'amicizia e la forza con cui gli animi si abbracciano con dolcezza. Questa è la frase che c'è scritto, ma a me interessa anche il cioccolatino che è fatto così. Proviamo a vedere l'interno. È fatto così. Allora, adesso non so se sono io che ho il sapore del sale in bocca, però mi dà l'impressione che la copertura, l'interno è uguale come tutti i baci, però mi dà l'impressione che la copertura sia di caramello salato, da quello che sento io. Non lo so. Allora, qui non c'è scritto solo praline di cioccolato bianco al caramello. Vi dico una mia opinione: il bacio è sempre il bacio lo stesso, però questo retrogusto di caramello io lo sento salato. Non so se sono io che sto dando i numeri o cosa, non è che mi soddisfi molto. Quasi quasi il mio preferito rimane quello con il cioccolato fondente, perché anche quello bianco e al latte non mi ispirano molto, mentre quello con la copertura con il cioccolato fondente rimane il mio preferito. Però per assaggiarli niente male. Ok, ci vediamo nelle prossime clip di questo vlog. Questa mattina
mattina, dopo 2 mesi e una settimana più o meno, vado a rifarmi le sopracciglia. Ok, viste così non è che cioè, a parte qui i buchetti che sono da riempire, però qui davanti, guardandomi, adesso non so se la videocamera li riprende, ci sono qualche peletto bianco, per cui è meglio che li copra, visto che l'estetista lo fa. Di solito avevo iniziato ad andarci una volta al mese, poi con quello che è successo e tutto ho un po' smesso. Adesso sono passati 2 mesi dall'ultima volta e ho deciso di riandarci, così anche mi mette a posto anche la forma, perché un'altra cosa che mi accorgo, qui ho dei peletti biondi. Allora, se sono quelli scuri li tolgo, ma quelli biondi faccio un po' fatica, sia di qua che di qua, e quando mi trucco gli occhi si notano questi peletti qui, per cui togliendoli è meglio, perché diventa la palpebra più liscia. Ok, per il momento le mie sopracciglia sono così, vediamo quando vado dall'estetista come sono, anche perché dall'estetista dove andavo prima, il locale è sempre lo stesso, però c'è un'altra persona che adesso l'ha preso in gestione, per cui è anche la prima volta che ci vado, per cui vediamo che effetto che mi fa. Ho letto passando che anche fuori fa la laminazione ciglia, per cui sarei quasi interessata da chiedere quanto costa e come che la fa lei, visto che da lei non sono mai andata. Vediamo adesso di cosa mi informo. Comunque sicuramente le sopracciglia le faccio. Ed eccomi qui con le sopracciglia fatte. Come vedete, la cosa principale rispetto a prima è qui che mi vedo più colore. Comunque queste fatte, vi dico che come prezzi sono aumentati. Ero partita che la pagavo 10, poi sono passata a 15, mi ha preso 25 euro di farmi le sopracciglia e anche i baffetti, per cui vediamo per quanto riguarda il prezzo. Però poi di conveniente aveva di farmi la laminazione ciglia, per cui ho preso anche l'appuntamento per i prossimi giorni di farmi la laminazione ciglia, così vedo anche lei come lavora con questa laminazione. Poi per quanto riguarda, sempre parlando di prezzi, la laminazione ciglia costerebbe 55, però se la prossima volta faccio laminazione e sopracciglia insieme, con una spesa di 65 euro, si sta spegnendo la videocamera, è tornato tutto normale. Ha voluto spegnersi per i cavoli suoi. E vi stavo dicendo, non mi ricordo più a che punto che ero col discorso, comunque che facendo insieme avrei un risparmio, per cui vediamo nei mesi prossimi come mi organizzo, e soprattutto vediamo se questa laminazione fatta da lei mi piace e riesce veramente a tirarmi su le ciglia degli occhi. In questi giorni, come vedete, sono quasi a metà, ho utilizzato questa candela di Bottega Verde e vi devo dire che non è niente male. Ha una bella profumazione che mi piace, si sente, per cui mi piace, hanno lavorato bene su questa candela.
Dopo avervi fatto vedere un po' di luci natalizie di Montebelluna, ebbene sì, dopo 2 mesi abbondanti ho deciso questa domenica ce l'ho fatta ad uscire. C'era una bella giornata di sole e siamo andati a fare una passeggiata a Montebelluna e dare un'occhiata giusto per vedere le luci, proprio per camminare, non abbiamo fatto nient'altro. Comunque non so se sia anche l'ultima domenica che possiamo uscire, perché per telegiornale stanno dicendo che ieri si è mossa un po' troppa gente. Comunque vediamo nel resto delle domeniche cosa succede. Comunque adesso sono qui fuori da Cadoro che volevo farmi una mini spesa e che non so neanche se ve la faccio vedere poi. Comunque se ve la faccio vedere ve la faccio vedere velocemente. E poi volevo passare da Pittarosso perché mi è arrivato un messaggino che un prodotto a scelta che però non abbia altri, che non faccia parte di altre promozioni e di altri sconti, me lo scontano al 30%, per cui volevo vedere o gli stivali, quelli alti al ginocchio, oppure quelle scarpe sempre alte che vorrei farvele vedere. Aspettate che vi giro la videocamera. Vi stavo dicendo, tipo queste qui che sono da questa altezza, allora dare un'occhiata a che prodotti che ci sono che potrebbero interessarmi. Di base sarei interessata agli stivali perché ne ho un paio solo che sono quelli dell'anno scorso che avevo preso, ma anche di questi ne ho un paio solo perché non le porto molto, nel senso che di solito queste le porto che i 15-20 giorni, poi passo ai stivali che li porto più alla lunga, per cui vedo dopo quando entro che scarpe che ci sono. Forse potrei anche non trovare niente di allettante per l'acquisto. Ed eccoci qui per questo svuota la spesa. Ho giusto una borsa qui sotto e di là lì ci ho preso gli stivali che poi ve li faccio vedere. Ne ho provati di corti, di lunghi, di alti. Comunque vi faccio vedere quello che alla fine ho deciso di prendere. Ho potuto usufruire dello sconto del 30% e quelli intanto li ho presi. Allora vi faccio vedere la spesa di oggi, che ci ho speso 74,49 €, questo sarebbe il totale di quello che ho speso. Vi faccio vedere cosa ho preso. Una pentolina, spero che non sia troppo grande, perché quelle uniche volte che Davide si fa il caffè latte, ormai la pentola, che sempre tipo queste, è diventata vecchia, qui si è graffiata all'interno, per cui è stato deciso di prenderne una nuova e questa sarebbe quella nuova. Poi ho preso le olive ascolane, che le trovo sempre buone da loro. 3 zuppe. Allora ho preso una di Dimmi di sì vellutata ai carciofi, un'altra alla crema con piselli, però del marchio Consiglia. E per finire l'ultima che ho preso è crema di zucchine e patate, che è molto buona anche questa. Ho recuperato il burro d'arachidi, quello dove c'è scritto con copertura croccante, per cui ho preso questa. È del marchio Save, cioè sia senza copertura che con copertura. Io l'ho presa con copertura. Poi ho preso 2 yogurt. Cerco di andare velocemente perché ho paura che questo vlog diventi anche troppo lungo, per cui cerco di andare veloce. Ho preso 2 yogurt, sempre della Mule. Uno è nocciolato con crispy al cioccolato, l'altro è yogurt bianco con wafer al cioccolato. Mi piace perché questo ha già la scadenza con l'anno nuovo, per cui posso mangiarlo tranquillamente. Nel reparto dolcini ho preso questi cestini cioccolata e pere, questi qui. Pasticcio, questa volta ho cambiato, ho preso quello fatto ai funghi. Piadine, visto che questa sera ho intenzione di fare le piadine con le piadine che ho in frigo,
e poi sarei rimasta senza piadine, allora mi sono presa avanti e ho già deciso di acquistarne un pacco nuovo, ed è sempre dello stesso marchio, Granco, beh, Piadina del Mugnaio, questo qui sarebbe il marchio. Poi ho preso una confezione di prosciutto, ne ho prese due, non so l'altra dove sia, boh, la troverò, di queste confezioni di erbette alla contadina. Poi ho preso un pacco di maschere, perché c'è stato un periodo in cui, acquistando queste maschere in farmacia, le trovavo, cioè ci sono stati periodi in cui le trovavo giuste per il mio viso, periodi in cui le trovavo giuste per il viso di Davide, che è più cicciotto di me. E però in questo periodo nelle farmacie le trovo adatte a me, per cui per Davide gli ho preso queste che hanno una misura leggermente più grandicella, che già provate perché ne ho già un altro pacco di aperte, e così c'ha le sue mascherine adatte al viso. Poi ho preso Snack Via Piadatina, la piadina patata, mai assaggiata, è una novità. Il torrone, questo qui morbido, è gusto tiramisù. Un pacco di zucchero di canna grezzo, un po' di salatini grigliati assortiti. Avevo voglia di qualcosa di sfizioneria e ci ho preso questi. Poi questa è l'altra confezione di erbette che vi dicevo che ne avevo preso due. Una confezione del nuovo Finish, questo qui, visto che poi non ho fatto la differenza tra quantità e prezzo, però della Finish ne avevano due. Un pacco, quello vecchio in pastiglia con la pallina al centro, che costava 9 euro. E poi avevano questo che con 3 euro mi davano la confezione, per cui ho deciso, beh, prendo questo per 3 euro e risparmio di non prendere quello da 9. Una confezione di brodo Star, questa volta ho preso carne mista. Una confezione di crostini dorati. Vi devo dire che, a parte questi che non li ho mai assaggiati, ma in qualche spesa ne avevo preso degli altri di questi crostini, e messi sopra le zuppe come quelle che vi ho fatto vedere sono molto buoni, per cui questa volta ho preso questo marchio. Per finire ho preso una confezione di riso semifino Vialone Nano. Ho preso questo, io di solito prendo il Carnaroli, questo qui invece è il Vialone Nano, ma ho preso questo perché conosco l'azienda ed è vicino, non è molto, è a mezz'ora di strada da qui, per cui ho deciso di prendere questo. Solo per quel motivo non ho preso il Carnaroli. E per finire una lattina di latte. E per questo svuota la spesa ho finito qui. Adesso vi faccio vedere gli stivali che ho preso, vi tolgo dal piedistallo e vi faccio vedere gli stivali. Queste qui sarebbero le mie scarpe invernali. C'ho questi qui che non so come si chiamano come scarpa, che sono bassi però tengono il piede abbastanza caldo. C'ho questi stivali che sono quelli dell'anno scorso, però come l'anno scorso qui c'è questa parte in elastico, cioè se volete un mio consiglio non prendete questi stivali, perché l'anno scorso ne ho presi 2 paia perché non costavano molto e avevo pensato ne prendo uno per quest'anno e uno per l'anno dopo, solamente che quello dell'anno scorso ho fatto fatica a finire l'inverno perché specialmente in questa parte vedete che l'elastico portandoli si sforma dalla forma che c'ha, e a lungo andare questi elastici orizzontali tendono a saltare, per cui si saltano dalla cucitura, per cui vi devo dire non so per quanto durino questi, io li ho tirati fuori, però ho visto questo difetto in questi stivali con l'elastico da cima a fondo, mentre questi sono quelli nuovi, hanno sì l'elastico anche questi, però volevo farvi vedere se trovo, eccolo qui,
che hanno l'elastico qui di lato ed è solo qui in cima, perché qui, questa parte qui rispetto a questi sono già più larghi di loro, mentre qui in cima ci hanno fatto l'elastico in modo che stiano più regolari intorno al polpaccio, per cui questi qui sarebbero quelli nuovi che ho preso. Ne ho provati di diversi tipi, alla fine ne ho provato anche uno più basso, e poi alla fine, che costava anche meno di questo, poi alla fine ho visto questo e ho deciso di prendere questo, anche se l'ho pagato leggermente in più, perché quello da qui con lo sconto del 30 sarei arrivata a pagarlo sui 30 euro, mentre questi con lo sconto, vi giro di qua, l'ho pagato 55 euro da... non c'è neanche eccolo qui, il prezzo totale era 79,99 meno 30, per cui ho risparmiato 24 euro, li ho pagati 55 euro e 99 centesimi. Sono appena tornata da un giretto, vi faccio vedere da telefonino, che fa anche riflesso sulla fotocamera, che siamo martedì a 15, se non erro, 15 dicembre. E voi vedrete questo vlog il mercoledì, mi sembra, il mercoledì prima della vigilia, perché in teoria questo sarebbe il vlog. Il telefono intanto suona. E comunque sono uscita perché sono andata a farmi un giretto all'ipermercato, perché all'ipermercato hanno quelle confezioni di affettato che hanno scadenza lunga, è già confezionato, per cui ho deciso di farci un giro principalmente per quello. Poi ho preso altre cose e vi faccio vedere quelle 3 cose che ho preso. Nel frattempo volevo farvi vedere che mi sono messa addosso gli stivali, quelli nuovi, però vi devo dire che anche se qui hanno l'elastico, un attimino su questa parte, specialmente appena messi, li sentivo abbastanza strettini. Adesso portandoli mi sembra di sentire un po' meno il stretto su questo punto, però visto che hanno l'elastico mi sembra un po' strano di sentirmi stretta proprio qui dove c'hanno l'elastico. Comunque sono contenta della morbidezza che hanno qui, perché a parte i jeans che ho su oggi, che sono abbastanza stretti, però se ho su jeans che sono leggermente più larghi li devo un attimo piegare per riuscire ad infilare il stivale, per cui avendo più morbidezza penso di trovarmi meglio. Ok, io adesso vi faccio vedere quello che ho preso, però prima mi tolgo gli stivali perché mi inginocchio vicino al sacchetto e mi trovo meglio senza gli stivali. Ed eccoci qui con la spesuccia fatta oggi. Di soldi non sono pochi ma neanche molti. Ho speso 58,52 euro, si vede un po' sbiadito. E allora, ho preso TV Sorrisi e Canzoni, quello con dentro TV in cucina, che dovrebbe essere valido la settimana di Natale. Poi, visto che per la prima volta ho trovato la pasta piccola di sgambaro, ho preso anche quella. Ho preso le pizzette, quelle fatte così, sono veramente super morbide, dovrebbero essere buonissime. Un balsamo all'aloe vera per idratare i capelli, perché ultimamente mi sento i capelli sul secco. Non so se sia l'effetto dell'inverno, allora ho provato a prendere questo balsamo, spero che non sia troppo idratante. Della stessa linea ho preso lo shampoo, ma non per me, perché io la cute di base ce l'ho grassa, e l'ho preso per Davide perché lui ha i capelli sul secco. Mentre per me ho preso la Citrus, l'antiforfora, sempre della Garnier Fructis, perché come mi immaginavo lo shampoo, quello anticaduta, la mela, sempre del marchio Garnier Fructis, mi sta provocando un po' di forfora.
Beh, intanto volevo dirvi che odio questi sacchetti così bio, vedete che effetto su, almeno per le 3 cose che ho messo dentro io. Poi del nocciolato Novi ho preso questi mini e ho preso anche l'Otello che mi ha ispirato, e questi sono gli affettati che hanno una lunga scadenza. Per dirvi, questo salame scade il 12 gennaio, per cui posso mangiarli tranquillamente. Allora ho preso questo, poi ho preso questo prosciutto 24 mesi, il prosciutto arrosto, sempre con le scadenze belle lunghe che vado a gennaio. Poi ho preso questa soppressata coppa di testa, questa è l'unica che scade in anticipo, che scade a fine mese, il 28 dicembre. Però l'idea di assaggiarlo ho deciso di prendere anche questa. Poi qui ce n'è un'altra, il guanciale toscano. Ho preso i mini tomini, di solito prendo quelli grandi, questa volta invece ho preso questi mini e spero che siano buoni. Restando sempre in tema di tomini, ho preso anche quelli aromatizzati, sperando bene. Ho preso una piccola puntina, vi dico che l'ho pagata sui 4 euro, e una piccola puntina di parmigiano reggiano dopo stagionato 24 mesi. Volevo quasi fermarmi sul solito negozietto che mi fermo qui in paese vicino casa, però poi, visto che ero lì, la curiosità di provare se è migliore o peggiore degli altri supermercati mi ha portato ad acquistarlo. Poi ho acquistato questi mini, come si chiamano? Mini brioche. Queste mini brioche per la colazione di domani mattina, un tesoro d'Oriente alla mamma. Vi devo dire che però io l'ho preso lo stesso, perché visto che appena si entra ci sono i detersivi ed ero in dubbio nel resto cosa avrei preso. Allora ho detto intanto lo prendo, però vi devo dire che questo l'ho trovato più caro rispetto a quello che di solito spendo da Tigotà o acqua e sapone, perché di solito Tigotà o acqua e sapone spesso questo ammorbidente lo mettono in offerta, per cui lo paghi 1 euro e qualcosa, mentre io questo l'ho pagato 2 euro e qualcosa. Ho preso 2 bottiglie di questa birra pedavena perché proprio domenica Davide ha finito la birra con la pizza che ci siamo presi per la sera. E di conseguenza, visto che domenica prossima, che sarebbe domenica prima dell'ultimo weekend prima di Natale, non so se si possa uscire dal comune o cosa facciano, per il discorso che questa domenica c'è stato in tutta Italia molto assembramento, per cui se permettono di uscire possiamo andare a Pedavena a prenderla, perché ci vogliono 40 minuti per arrivare a Pedavena. E nel frattempo ho preso queste 2 e per finire ho preso queste tazzine con questo fiorellino. Io ne prendo sempre 2 per la colazione mattutina, e perché ho intenzione di liberarmi di quelle tazze che non mi funzionano con il microonde, perché mi scoccia spesso e volentieri. Ho il tè freddo, lo metto qui dentro, metto in microonde quei 50 secondi e si scalda il tè, però ho delle tazze che non sono andate al microonde e veramente dà fastidio sentire questa parte che scotta a un punto tale da dover aspettare di prendere in mano la tazza, per cui di quelle tazze sto pensando di liberarmene. Comunque questa qui sarebbe, tra virgolette, mini spesa che mi sono fatta oggi con queste, principalmente per queste novità e per anche lo shampoo, perché questo shampoo lo trovo solo da Tigotà, acqua e sapone, oppure all'Iper dove sono andata adesso, perché altrimenti da Cadoro alla Famila non tengono questo marchio, ma non tengono questo tipo di shampoo. Ed eccomi qui pronta per la laminazione ciglia. Adesso le mie ciglia sono così, questa è di natura, questa è leggermente più su, questa è leggermente più giù. E
e vediamo con questa laminazione che effetto mi fa, perché da questa persona è la prima volta che ci vado. Però prima di andare dall'estetista, e che sono già stata avvisata che ci vorrà un'ora di trattamento, passo dal tabacchino che è vicino all'estetista per fare la ricarica dei cellulari. E dopo un'ora di trattamento ho fatto le ciglia. Spero che rispetto alla clip di prima si possano vedere che sono più tirate in su e più nere, perché mi ha fatto anche il colore. E tutto questo ho speso 55 euro, che vi devo dire, rispetto a quella nei miei esperimenti di fare questa laminazione, che ho girato varie persone, fino adesso in 4 me l'hanno fatta, per cui l'estetista che avevo provato ad andare a Castelfranco io la elimino, oltre per il prezzo, perché mi prendeva 70 euro, ma non avevo neanche questo bel effetto. Qui con 55 euro vi devo dire che l'effetto è più bello di quello da 70, e questo è un punto a favore dove sono andata. Poi rispetto a questo posto dove adesso c'è questa ragazza, rispetto a prima, che avevo provato a farlo anche con la ragazza che c'era prima, ho speso di più, però l'effetto si vede, perché l'avevo provato che avevo speso sui 30-35 euro, mi sembra, che loro la chiamavano bigodino, ma su di me era come non fare niente, mentre adesso ho speso 55 euro, ma sono soddisfatta del risultato che mi trovo ad avere. Veramente un bel risultato. Per qualche giorno posso evitare anche di mettermi il mascara, perché mi ha detto che la tinta dovrebbe sbiadire prima e poi dovrebbe passare l'effetto della curvatura. Comunque è tutto un discorso soggettivo, ma per adesso non serve neanche che mi metti il mascara, perché nere così vanno più che bene. Perfette, soddisfatta per questo giro di questo risultato. Sono appena tornata da un altro giro per le scarpe. Questa volta sono andata a vedere da quello giusto e ho trovato questi qui, che non so come chiamarli come formato, e ho deciso di prenderli. Allora, di prezzo pieno sarebbero costate 55,95 euro. Quando sono arrivata, perché allora nel guardare queste scatole ce n'era una che aveva un bollino per il 20%, però il restante confezioni non l'avevano. Allora ho chiesto a una commessa se è scontato solo quelle che hanno il bollino proprio attaccato, e lei mi ha detto di sì. Allora ho provato a guardare dell'altro, ma come comodità del piede queste erano le uniche che avevano un prezzo, diciamo, meno caro di altre, perché vi dico che ho visto stivali e sempre scarpe di questi modelli anche da 200 euro. Non mi sarei mai aspettata che quello giusto tirasse fuori prezzi così alti. Comunque, allora avevo pensato, beh, prendo queste, il prezzo è alto ma è meno alto di altri prezzi, e allora le prendo. Quando arrivo alla cassa invece, facendo il conto, le sono risultate scontate, le ho pagate 44,76 euro, così, evviva lo sconto. Solamente che adesso sto tentando di mettere a posto qui sulla mia, perché qui sopra è la parte di Davide, qui, e praticamente abbiamo questo armadio diviso in due. Davide è qui sopra, io sono qui sotto e un po' qui sotto. Qui c'è una scatola di stivali che è vuota, e l'ho tenuta perché specialmente da Pitarello, qualcosa del genere, gli altri anni trovavo stivali messi in queste confezioni, però poi io, quando li mettevo via per l'anno dopo, li mettevo via in queste confezioni grandi che rimanessero più distesi, per cui ho imparato a tenere scatole in più, specialmente degli stivali.
Allora adesso, come vedete, qui c'è spazio per un altro paio di scarpe. Poi però io qui ho queste nere che le ho portate ultimamente e queste qui. Allora, in base a questi 1, 2, 3, 4, 5, praticamente ci sono 5 paia di scarpe invernali, dai stivali a questi mezzi e a queste qui. Queste qui sono quelle che porto meno, perché come inizia a fare freddo con questa parte scoperta, se devo camminare, se vado al supermercato mi vanno anche bene, però se devo camminare fuori qui inizio a sentire freddo su questa parte della gamba, per cui le porto sì, ma non molto spesso. Porto di più questi modelli, questi come che ho preso, oppure direttamente gli stivali. Allora, tornando al discorso che non posso tirarli fuori, metterli tutti qui in bella vista e decidere quali prendere, ho deciso che questi stivali, anche se sono quelli più delicati, come vedete sono già segnati, pronti a saltare l'elastico, ma comunque sono quelli che riesco a chiudere meglio la cerniera. Allora ho deciso che questi potrei metterli via e intanto per il momento utilizzare questi nuovi, che sono quelli che ho preso l'altro giorno, fino a quando non prendono un po' di forma della mia gamba e che diventino un po' meno faticosi da chiudere. Per cui sto pensando di fare così. Allora, tirando via questi, sia questi che eventualmente questi e questi ci possono stare in teoria, perché sì, perché libero un spazio qui è già libero, qui ce ne sono 2 e di conseguenza sarei a posto su come mettere a posto questo armadio. Allora, questo sarebbe il risultato della mia misera scarpiera messa a posto. Allora, questi sono i 4 paia che ho tenuto fuori, a parte gli stivali che vi dicevo, per quest'inverno. Poi può darsi che gli stivali di ritirarli fuori con il tempo, però nel frattempo vorrei formare di più questi che diventino più morbidi, anche qui l'elastico che si smogli un po' in base alla mia gamba. E comunque di stivali ho guardato anche da quello giusto, a parte i prezzi super alti, però non è che ne ho provato uno da 150 giusto per curiosità, era sempre un marroncino così, però marroncino più scuro, e aveva la cerniera non fino in cima, aveva la cerniera fino a qui, poi qui era chiuso, ma io sono riuscita a tirarlo su fino a questo punto, cioè sono riuscita a mettermelo, però poi questa parte qui dove non c'era più la cerniera non riuscivo più a tirarmelo su sulla gamba, per cui ho smesso e ho detto 150 euro per una cosa del genere, no, cioè sono tutti stivali. Io porto gli stivali messi sopra i jeans, mentre vedo molti modelli che tendono a volere stivali che vadano sotto i jeans, ma sotto i jeans è impossibile, o che se li portano con una gonnellina, che allora tutti andrebbero bene portandoli con una gonnellina, però se io devo andare a fare la spesa o devo rimanere fuori, per dirvi al mercato agricolo che ci vado alle 8 di mattina che è freddo, non mi metto la gonnellina, mi metto i jeans, che l'idea è di essere più coperti, poi metto i stivali, ma insomma vedo questi modelli un po' così. Comunque queste poi qui nelle varie scatole c'è il reparto estivo degli sandali, il reparto di quelle scarpette estive che porto poche volte, perché poi ho imparato nel cambio di stagione ad andare con le scarpe da ginnastica, per cui ci sono scarpettine più elegantine messe quasi via, che non porto quasi mai, e di qua ci sono sempre il reparto di scarpette più invernali, diciamo. Comunque messo a posto anche la scarpiera per il momento. Sono appena tornata dal mercato agricolo e volevo farvi vedere che mi sono messa le nuove scarpe prese ieri, e sapete che si sta, oltre a stare comodi, io qui come vedete sono di questa altezza e ho messo sopra un attimino i jeans e sulla gamba fa questo effetto,
però volevo dirvi che sono rimasta col piede veramente caldo perché dentro ha questo leggerissimo pelo che tiene il piede caldo, e vorrei dire che visto che hanno il pelo tengono più caldo degli stivali sulla parte qui del piede, per cui sono veramente soddisfatta di questo acquisto più degli stivali. Volevo farvi vedere che oggi siamo a questo giorno, giovedì 17, perché vi faccio vedere l'ultima clip della spesa del mercato agricolo e poi chiudo questo vlog. Prima che me ne dimentichi, volevo farvi vedere le ciglia. Io questa mattina mi sono lavata il viso decentemente, perché ieri sera perché quando si fa la laminazione ti dicono che almeno, io non l'ho mai fatto, vi dico sinceramente, però vi dicono che 24 ore non si dovrebbe bagnare gli occhi. Allora io ieri sera mi sono fatta lo stesso la doccia, però non mi sono proprio messa lì come si dice, a passare gli occhi con l'acqua. Ho guardato, sì, mi sono lavata il viso, i capelli, tutto il resto, però ho guardato di non bagnarmi proprio, di sfregare, di bagnarmi proprio gli occhi. E mentre questa mattina finalmente ho sfregato veramente il viso, finalmente, perché anche gli occhi non sembra, però qualche volta io sono abituata e qualche volta mi tocco gli occhi o per un leggero prurito, e stare tutto un giorno con l'idea di non toccare gli occhi è un po' strano. Comunque questo sarebbe l'effetto dopo una doccia, una bella lavata di viso di questa mattina, e come vedete l'effetto è ancora lì presente, per cui veramente sono soddisfatta del lavoro che ha fatto questa estetista. Vi tiro fuori i prodotti dalla borsa e così ve li faccio vedere. Ed ecco qui la spesa del mercato agricolo. Vi dico che per la prima volta, perché visto che per telegiornale stanno parlando che di fare 15 giorni zona rossa, di solito le zone rosse non si esce dal comune, e questo è un mercato agricolo fuori dal mio comune, anche se è il migliore, per cui non so se... Io gliel'ho chiesto al banchetto della frutta e verdura se giovedì prossimo ci sono, visto che è anche la vigilia di Natale, e mi hanno detto di sì. Però resta il fatto che io non so se posso andarci, per cui ho tentato di fare un po' più scorta del solito, di avere un po' più di questa verdura, per cui ho preso 15 ceppi di radicchio tardivo, 2 rape, la verza, il broccolo romano, vasetti qui di passata di pomodoro, giusto per fare... Mi trovo bene, questi piccoli sono giusti per 2 persone di fare una pasta col pomodoro. La loro crostata con il radicchio, 1 chilo di patate, una zucca e il formaggio. Mi credete che in tutti questi prodotti per la prima volta ho speso 43 euro, veramente una cifra alta rispetto a quello che prendo di solito, però resta il fatto che di questi ne ho presi di più del solito. Poi i vasetti qui di conserva non è un prodotto che prendo sempre, perché delle volte tendo a farmi un po' di scorta, per cui delle volte non li prendo. Poi di extra cosa ho preso? Beh, la verza, che di solito prendo solo o cavolfiore o broccolo romano, e la crostata qui che non la prendo sempre. Comunque veramente, beh, ve l'ho detto che lì c'è il formaggio, che ho preso anche il formaggio. E veramente un prezzo abbastanza alto, però visto il momento che non sono sicura se giovedì prossimo posso andare a riprendermi qualcosa, ho deciso di fare un po' di scorta, casomai se riaprono tutto ci rivediamo a gennaio con il mercato agricolo. Ed eccomi qui. Allora, io adesso volevo chiudere questo vlog, non mi ricordo il numero, però penso che sia anche l'ultimo video che faccio prima di Natale, penso, perché non sono molto sicura
che domani, che è la vigilia di Natale, di mettervi un video. Non ne sono sicura. Se eventualmente lo trovate, vuol dire che ho trovato qualche spunto di fare un video, altrimenti ci vediamo più su un altro video, ma altri giorni. Ok, visto che per il motivo che non sono sicura che domani di fare un video, io con questo video volevo anche augurarvi buon Natale, per quello che quest'anno può essere un buon Natale. Ok, e un'altra cosa, volevo anche ringraziarvi per chi mi ha sostenuto in questo mese in cui ho fatto per la prima volta i miei vlogmas. Grazie infinite per la vostra presenza, e io non posso soltanto riaugurarvi buon Natale e buone feste. Ciao, al prossimo video.